Buonasera, primo appuntamento con Indovina chi viene a cena e questa sera inauguriamo questa nuova serie di incontri con i politici della città, coloro che si candidano alla guida di Messina, con Pippo Esgrò, che ha già avuto un passato politico abbastanza conosciuto da tutti quanti, è un docente e adesso ha deciso da solo di tentare questa avventura. Buonasera Pippo Esgrò. Buonasera dottoressa. È qui con noi insieme ad alcuni membri della redazione, a turno gli faremo delle domande, cercheremo di conoscerlo meglio, di sapere che cosa pensa di fare per il futuro della città, visto che è veramente, ma veramente messa male, giusto? Giusto. Prego, intanto servitevi. Insomma, cominciamo con la sua discesa in campo. Lei lo ha fatto un po' senza consultare gli alti papaveri del PDL, anche che la sua decisione, la sua autocandidatura, perché così poi è stata definita, ha creato qualche scompiglio. Diciamo che c'è stato un problema di lettura, perché la mia nota che mandai al mio segretario, all'onorevole Garofalo, era una disponibilità a candidarmi. Forse l'hanno raccontato, non l'ha letta, lui ha pensato quasi che io volessi imporre la mia candidatura. E invece? Invece era una disponibilità a candidarmi, perché in quel momento la situazione era difficile, adesso non ricordo i passaggi, c'erano problemi politici in generale. Beh, quelli non mancano mai da noi. E allora io un po' ho smosso le acque cercando di spostare l'attenzione su di me. Invece mi hanno fatto una cortesia, perché se lui avesse detto ringraziamo il professor Esgrò, terremo presente quando parleremo di candidature, mi avrebbero stoppato. Il fatto invece che lui abbia detto è una candidatura personale, assolutamente autonoma, il partito sì, non c'entra niente ed io sono un uomo di partito, allora mi ha spinto a dire ma perché no? E mi sono buttato nella mischia e mi sto divertendo, devo essere sincero. Ah, quindi è una cosa divertente. Molto divertente, molto piacevole, molta affettuosità, tanta gente che mi sta incontrando, che incontro. Certamente non è un'impresa facile perché conosco bene la macchina amministrativa. Ma soprattutto perché a quanto pare non è neanche il partito alle spalle in ogni caso. No. Io sono lista civica insieme per Messina. Perché? Perché mi sono detto, nessuno del mio partito mi ha telefonato, mi ha detto qualche frase simpatica, siamo con te. No, io sono rimasto proprio da solo. E allora il conforto l'ho avuto dalla gente comune, perché tutti oggi sembra che non sono attenti i messinesi, ma sanno e vedono più di noi che siamo addetti ai lavori. Secondo lei cosa stanno vedendo in questo momento? Intanto c'è una parte di città che è il 52% che non è andata a votare, è chiaro? Sì, alle ultime tornate. Facendo sì, i conti parliamo di 120-130 mila persone, i quali nessuno li va a cercare, nessuno fa parte di un partito, nessuno ha, non so, i capi elettori, no, nessuno, è gente tranquilla che guarda. Quelli che il nostro Tonino Caffeo chiama i capi bastone in occasione esatto. delle elezioni. Questa gente vuole essere amministrata. Io incontro da 6 mesi che sono in campagna elettorale, perché fra le regionali, nazionali, sì, comunali, non mi sono mai fermato. Da settembre, quando siamo usciti dalla giunta, ad oggi io sono stato sempre in campagna elettorale. La gente non mi chiede nulla, non vuole il posto, non vuole il contributo, non vuole l'associazione, non vuole niente. Beh, lei, questa è una novità, mi scusi, giusto Simona, perché parlavamo proprio oggi con Simona Piraino del fatto che voi politici siete un po' presi d'assalto, no? No, a me la gente non mi chiede niente, perché ha visto, intanto mi conoscono come la penso, ed allora mi dicono, assessore mi chiamano ancora, questo è un buon segno, perché vuol dire che non è una carica legata, diciamo, al momento. Era come quello che fanno cavaliere, onorevole. Sì. È un titolo che comunque le è rimasto. Ti conquisti sul campo, perché c'è l'autorevolezza del ruolo. Facciamo una cosa, ci leviamo via il dente di una domanda sgradevole, sì, gliela faccio io e poi ci sbizzarriamo. E poi andremo avanti. Lei ha in questo momento ha un procedimento in corso per quando era nel Consiglio di amministrazione della SMEB, sì. come abbiamo appena sentito nella scheda che abbiamo mandato. Sì. Cosa ci vuol dire a proposito di questa vicenda? Diciamo, questa è stata una cosa che francamente mi ha colpito fortemente. La SMEB nasce da una questione che riguardava l'interesse per salvare questa azienda. Ma così non è stato, perché tant'è che... No, però io ho allungato la vita col mio intervento, perché con i collegamenti che avevo io personali abbiamo avuto possibilità di poter fare delle scontofatture e la SMEB è andata avanti. È successo questo, io non percepivo niente, avevo solamente gli ultimi mesi, quando io veramente andavo fuori a spese mie, e ho detto, signori, io non sono un buon samaritano,
ho fatto da 1 anno e mezzo questa vita e mi diedero una carta di credito. Tutte le volte per le piccole spese, chiamiamolo, compravamo il bullone che mancava perché hanno tolto tutte le scorte economiche, perché passavano momenti difficili. Non so, gli operai lavoravano di notte, compravo le colazioni, compravo il caffè, compravo la batteria, tutte queste piccole cose. Ed io giornalmente, settimanalmente mettevo tutti questi scontrini, li mettevo nelle buste, chiudevo e mettevo là. Ma là c'era sciopero, non entrava nessuno, non pagavano gli stipendi. Sì. Quindi alla fine poi la SMEB rimase senza più controllo per 5 anni, 6 anni, perché il curatore fallimentare disse: io ho fatto una scelta aziendale, invece di pagare i guardiani ho fatto altre cose. Quindi rimase senza più controllo. E quindi cosa è successo? Si sono presi, hanno rubato, hanno bruciato, hanno preso le buste. Siccome queste buste erano buste rosse, sembravano buste con soldi, quindi saranno scomparse. Io sono sereno, se avessi avuto un minimo dubbio del mio agire, non mi sarei mai... Sì, perché diciamo che una delle cose che hanno rimproverato, una delle tante cose in realtà che hanno rimproverato a Buzzanca era proprio quella di avere in giunta diversi assessori con qualche procedimento in corso. Ma dico, nella vita chi fa politica è come il barbiere, qualche pelo lo troverai sempre, o presunto o vero. E siccome questa domanda me la fanno sempre, adesso dico, siccome fino a prova contraria sono un paese democratico, quando finiremo la stagione vedremo se sarò colpevole o innocente. Quindi sta cosa mi dà un po' fastidio per certi versi. L'ho detto centinaia di volte, decine di volte. Se io avessi avuto un minimo dubbio non avrei fatto quello che sto facendo. Quello che sta facendo. E basta. Tonino, invece i tuoi dubbi eventualmente come dire, sull'operato della giunta Buzzanca, quali possono essere stati? Ma visto che siamo qui a parlare di un ruolo che ancora lei è riconosciuto, assessore, la chiamerò anch'io assessore. Ricordo 2 anni fa uno sgombero del campo Rom di Messina. Sì. Una cosa di cui lei si è appuntato la medaglia al petto, si è vantato come di un'operazione brillante, intelligente, eccetera, eccetera. Però ricordo che dopo 20 anni o poco più di perdite di tempo, di gravi difficoltà, per cui questa cosa era diventata, come dire, un problema irrisolvibile, improvvisamente così, di fretta e furia, furono svegliati i bambini di notte, gli anziani ammassati sulla strada, dopodiché per altri 2 anni il silenzio più assoluto. Bisognava fare un parco pubblico, bisognava recuperare e risanare la zona, ma le cose sono rimaste come erano allora. E allora che cosa è facciamo? successo? È successo questo, il fatto del silenzio che dice lui all'inizio, questa operazione sembrava una operazione di polizia, tipo, nasce dal fatto che bisogna dirlo proprio apertis verbis, nasce dal fatto che questi Rom devono essere delocalizzati in 2 zone della nostra città, ex villaggio Matteotti e la Gescal, Gescal, e anche la scuola media elementare Traina. Se li avessimo avvisati che si faceva questa operazione, gli abitanti avrebbero messo le barricate come hanno fatto poi, è chiaro. Quindi col sindaco io dissi, perché io non ho messo medaglia, ho fatto un'operazione che per me è stata molto proprio valida a mio avviso. Disse: Peppino, guarda che se noi parliamo non faremo mai questa operazione. Abbiamo dato le case che erano a Villaggio Matteotti, li abbiamo aggiustati in silenzio, nessuno sapeva che andavano queste persone, lo stesso la scuola di Traina. Alla fine abbiamo detto: la facciamo di notte perché è meglio, per evitare che la gente reagisca. Invece non fu possibile perché gli abitanti hanno fatto una sommossa di palazzo. Vabbè, che poi è prontamente rientrata. Io comunque quella notte al Campo Rom io c'ero. E poi c'ero pure io sono stato là tutta la notte. Esatto, c'era devo dire però, a differenza, voi eravate là a trovare il pelo nell'uovo per fare riprese, a testimoniare. Le riprese, qualche espressione cattiva, domande provocatorie, perché conosco il modo di fare di alcuni. Noi eravamo là che abbiamo costruito un percorso virtuoso e io la medaglia non me la sono mai messa, ma questa sera me la metto perché dopo tanti anni e tanti soloni noi siamo riusciti, io da una parte, per la parte operativa e logistica, Dario Caroniti, l'assessore, per l'altra parte dei rapporti con le famiglie che lui ha ben curato, devo dire con grande merito. C'è stato qualche piccolo imprevisto, ma alla fine li abbiamo delocalizzati.
Oggi questa gente si trova bene, si è integrata, abbiamo fatto l'autocostruzione, qualche famiglia è rimasta fuori che non aveva più titolo, Perché non avevano i titoli? però in realtà noi siamo stati bravi. Col primo ci siamo conosciuti, abbiamo fatto un po' una panoramica, ci siamo, come dire, rinfrescati la memoria. Adesso passiamo all'attualità. Lei è comunque un amministratore uscente. Uscente. E quindi come dire, Abbiamo il marchio. avete il marchio, a torto o ragione non spetta a noi stabilirlo questa sera, lo decideranno poi gli elettori. Comunque vi si imputano parecchie negligenze, parecchie cose che avreste potuto fare e che non avete fatto, una gestione, diciamo, anche di Palazzo Zanca dei rapporti con la dirigenza che a quanto pare il commissario Croce non sembra gradire moltissimo. Lei che ne pensa? Intanto questa negligenza, domande precise voglio fatto io, grazie. Domande precise. Chi vuole fare una domanda precisa all'assessore? Io. Francesca Duca. Francesca. Sa, uno dei nei dell'amministrazione comunale è stata, a mio parere, la gestione dei servizi sociali. Vorrei da parte sua che ci illustrasse qual è il suo programma di gestione appunto dei servizi sociali, che è un tema che, come vede, fino ai giorni scorsi è stato estremamente dibattuto e tocca la vita dei cittadini e forse di quei cittadini che lei diceva dovrebbero tornare a votare. Brava. Io non ho portato il giornale di 20 anni fa, dove c'è una bella pagina nella Cronaca di Messina, con due temi importanti: il pagamento degli stipendi ai dipendenti dei servizi sociali e l'ATM la stessa cosa, che dopo 20 anni la storia si ripete. Qual è il mio programma e il mio progetto? Innanzitutto, da subito io farei in modo che, intanto, fermo restando che le maestranze al 90% sono eccellenti, perché sono gente abituata a lavorare, di esperienza. Si riferisce all'ATM o ai servizi sociali? Ai servizi sociali. I servizi sociali sono gente bravissima, il domiciliare, Casa Serena. Ecco. Io ho un problema con le cooperative, perché poi è il vero tasto dolente di tutti quanti. Io, se dovessi fare il sindaco, da subito con gli uffici finanziari concorderei che innanzitutto i soldi che io darei alle cooperative sono i soldi, quella parte di somme su cui si fa la gara, perché le somme che riguardano gli stipendi e i contributi sono somme incomprimibili, cioè non vanno a gara. E quindi quando faccio il mandato io separo il pagamento degli stipendi, che è una macro area che non può essere toccato dalla cooperativa. Loro possono toccare i soldi solamente per le spese generali, carta igienica, cancelleria, manutenzione. Quello che serve per l'espletamento del servizio. Tutto ciò che riguarda, parlo chiaro, che riguarda il pagamento degli stipendi, sono somme che non possono essere spostate in altri capitoli. Quindi quando c'è un mandato di 800.000 euro e 600 sono gli stipendi vanno fatti mandati in banca e si fanno i bonifici alle persone, perché solo così finisce questa ambaradan che non mi piace, perché la Chiesa è povera e i confratelli sono ricchi. Il problema è un altro, in realtà, cioè che le cooperative, quello che poi denunciano insomma i sindacati, dico, ormai da quasi un anno che si è avanti solo su questa vicenda particolare, perché i servizi sociali purtroppo sono sempre stati un po' un tasto dolente per come sono stati gestiti, non per come il servizio è stato espletato dai lavoratori. Ma il problema è che anche quando le cooperative incassano non pagano poi i lavoratori, nel senso che il comune, nello specifico chi eroga, cioè chi liquida le fatture che le cooperative presentano, dovrebbe prima accertarsi che le cooperative abbiano già pagato i lavoratori, perché è questo che prevede il capitolato d'appalto. Invece si pagano lo stesso le cooperative. E a proposito delle cooperative, la commistione tra alcune cooperative e taluni consiglieri comunali continua ancora adesso a tenere banco sui giornali. Diciamo che, ce ne verremo mai fuori? Diciamo, io penso di sì. Innanzitutto io farei un regolamento in cui c'è incompatibilità per un dipendente comunale, per un consigliere, avere parenti nelle cooperative nelle quali lui deve essere il controllore. È normale, è impossibile che ci sia un dirigente, un caposezione che ha 2 figlie nella cooperativa, ma è assurdo.
È come se io facessi lezioni ai miei allievi a casa, è chiaro che sarebbero promossi, io non mi paga. È assurdo. E su questo io non transigo, perché la cosa pubblica deve essere trasparente. In passato c'erano tante cose che si facevano, negli anni 90, 2000. Molti dipendenti avevano ditte che fornivano carta per fotocopie, riparavano fotocopiatrici, vendevano cancellerie in genere. Coppe, medaglie, gagliardetti, bottiglie di spumante per le coppie che si sposano. Oggi è finita questa, oggi è finito, oggi i tempi sono cambiati. Ho passato personalmente una per una le delibere di spesa dell'ultimo anno del gabinetto del sindaco, ho notato un consumo incontrollato di acqua e caramelle. Non so, lei cosa pensa che sia di peso questo? Guardi, io questo non lo so, se usavano soldi comunali, ma certamente... No, come no, erano delibere, certo. Sì, ma certamente, guarda, il sindaco ha un capitolo di rappresentanza. È chiaro che viene la gente alla stanza del sindaco, c'ha un vassoietto con le caramelle, l'acqua minerale, ovviamente c'è il vassoio, non mi pare che siano questi i grandi problemi. No, però erano fatture sostanziose comunque. Se lei trovava champagne e caviale, il discorso cambiava. No, c'erano le bottiglie di spumante. E questo lo offriva il sindaco, una bottiglia di spumante per gli sposi. Sì, però un prezzo un filino fuori mercato. Ci sono degli ottimi vini spumante a 7-8 euro, dico, visto che è una cosa un po' simbolica, magari potevano bastare, certamente. No? Se non ricordo male, costavano oltre 20 euro la bottiglia. Dottoressa, guardi, su questo tasto lei mi trova disponibile a confrontarmi. Io ho fatto l'assessore, andavo a Palermo con l'autobus, non ho mai speso soldi per cose, diciamo, che riguardassero la mia attività. Ho sempre fatto perché credo che la cosa pubblica deve essere gestita in un modo trasparente e distante dai miei interessi. E siccome io voglio sempre che la gente abbia gli occhi addosso sul mio operato, sfido che io ho gestito Giampilieri durante l'alluvione, ne parlava di SMEB, questa cosa che mi è dato un po'... Io ho gestito Giampilieri, dove c'erano soldi veri, abbiamo gestito. Sì. Noi non abbiamo avuto nessun problema, manco una contravvenzione. Noi abbiamo pesato sempre con i miei geometri. Prima Crisafulli, al quale va il mio plauso, persona onestissima, e poi Mancuso. Ma lei si riferisce ai primi interventi, ovviamente? I primi interventi. Poc'anzi, prima di sederci a tavola, lei ci aveva fatto una sorta di confidenza riguardo a una particolare comunità che le aveva fatto una dichiarazione esplicita di voto. Ad oggi, qual è il suo target di elettori? Le spiego. Innanzitutto io non ho capo elettori. Io mi muovo sul territorio perché credo che la mia attività sia di servizio, non di gestione di potere. Lo dimostra il fatto che io sono più le volte che ho perso e quelle che ho vinto, quindi vuol dire che mi muovo con i mezzi modesti che ho. Non sono uno che spende soldi in campagna elettorale, che fa pranzi, che fa cene, che fa grandi cose, perché credo che il consenso deve nascere dal servizio. La gente mi vota perché mi apprezza come amministratore. E ad oggi è stato sempre così. Ho vinto e ho perso, e il fatto che dalla prima Repubblica, dagli anni 90 ad oggi, con alterna fortuna ho sempre amministrato e non ho mai avuto problemi nella mia gestione della pubblica amministrazione, perché ho sempre, come professore, io sono stato 38 anni al Nautico, ho fatto il viceprese per oltre 25 anni, 26 anni, sempre sono stato un'eccellenza, ho sempre lavorato, i miei ragazzi sono testimoni, perché credo che un rappresentante delle istituzioni, un uomo dello Stato, sia come docente che come assessore, deve essere trasparente sia nella vita pubblica che in quella privata, perché nel momento in cui tu sposi una causa devi essere serio fino in fondo, anche facendo una forzatura sulla tua esuberanza. Sulla propria natura, certo. E mi descriva, se ce l'ha, Io dal magistrato, l'identikit del suo è vario. dal magistrato all'avvocato, dall'ambulante al pescivendo. Un diciottenne perché dovrebbe votare per lei? Guarda, il diciottenne perché dovrebbe votare per me? Intanto il diciottenne ha sempre nell'animo questo spirito rivoluzionario, di solito su 10 giovani metà, forse più, sono di sinistra, perché la sinistra incarna, diciamo, la protesta, l'efficienza amministrativa, il rigore. È uno stereotipo questo, giusto? È sempre quindi una questione di punti di vista. Anche il benpensantismo e l'essere yuppie della destra, Ecco, diciamo, io personalmente ho giovani, meno giovani, dipende dalle cose concrete. Io sono uno che quando va in televisione riesce a comunicare, come quando io spiego, faccio un comizio, faccio una serata,
ne ho fatte tante a Santa Maria, è sempre c'ho il pienone e non facciamo né il buffet, né diamo i buoni di benzina, né facciamo promesse da marinaio, assunzioni, cooperative. Nel suo caso ci starebbe fare una promessa da marinaio, no? Ma sono pure belle le promesse, i sogni, ce ne devono avere, Cinema Azzurro. Nella vita se noi non sognassimo, io sto sognando di fare il sindaco, se io non pensassi di vincere non sarei qua, perché io se entrassi in pista già sconfitto. No, certamente. E siccome io sono un combattente, mi piace combattere fino in fondo, ma senza scorrettezza. Io non parlerò mai di un avversario, mai, perché non si può costruire un percorso virtuoso egemonizzando gli avversari o rovistando nei cassonetti con le notizie che uno può trovare, basta informarsi, certo, vero o presunte. Non me ne frega niente, a me, chiaro? Assessore, una settantenne che vive a Zafferia, che non guida, che è vedova, quindi non ha un marito che la possa accompagnare, che non ha nipoti o figli che la possano portare in giro, quindi che si deve muovere sui mezzi pubblici e qualunque cosa debba fare si deve comunque muovere in maniera autonoma. Perché dovrebbe votarla questa settantenne? Chiamiamola signora Maria, perché dovrebbe votarla? Lei mi vuol far prendere di voto questa sera. Io mi limito a fare delle domande. Sono seduto, lei mi sta facendo ricamo, punte e No, mi contrappunto. credo, non è la mia intenzione Voglio assolutamente. dire, lei stasera farà uscire qua e dice, ma quello che cosa vuole? È chiaro? Non è così. La settantenne perché mi deve votare? Innanzitutto devo dire che l'ATM non l'ho gestita io, è da 20 anni che è così. Certamente anch'io ho il mio progetto per l'ATM, che non sarà innovativo. Innanzitutto sto vedendo quello che ha fatto Spiguzza, che mi è parso una cosa molto razionale, di separare fra le 3 società. Devo vedere bene queste cose perché uno non è che può sapere tutto, è giusto, deve documentarsi, informarsi. No, ma Una fra cosa- l'altro si va verso la creazione di un'unica SPA, comunque questo passaggio è stato un po' superato. Dico, l'ATM ha un grande problema, semplicissimo, lo spiego in termini molto elementari. Nelle società di capitale normalmente sono 3-4 i fenomeni da osservare. Il primo, per poter rilanciarsi bisogna fare gli investimenti. Gli investimenti ci vogliono i soldi per avere più autobus e fare un piano del traffico adeguato alla città stretta e lunga. Secondo, bisogna ridurre il personale, perché qualunque attività che va in crisi riduce il personale. Se un bar gli cambiano il senso unico, non vende più cornetti e cappuccini, licenzia il dipendente, subito ne fa cadere 1 o 2 perché non ce la fa più. Allora bisogna ridurre il personale. Altro punto, incassare i soldi dal biglietto. Alt, ridurre il personale come? Come? Ecco come. Sono 2 strade. Normalmente le società private cosa fanno? Mandano in mobilità il personale perché non c'è più l'introito. Perché se io faccio una new co Sì. e mantengo 650 dipendenti e incasso 900.000 euro l'anno di biglietti e ne spendo 2,5-3 al mese, do numeri a caso, che non so tutto io, alla fine dopo 6 mesi, 7 mesi la new co sarà debiti come la prima. E non pensa che questa situazione invece, cioè di questo esubero di personale di cui tanto si parla dell'ATM, in realtà dipenda semplicemente dal fatto che circolano per una città di 240.000 abitanti soltanto quando va bene 18 mezzi, cioè 18 bus e 4 o 5 tram? Nel senso che l'esubero è determinato dalla mancanza di mezzi. Non c'è troppo personale. Aspetti. Ci sono forse troppi pochi mezzi. Lei sempre ha questo animus un po' di sinistra, nel senso che guarda sempre il personale. Andiamo alla società. Nella società il cuore è un optional quando si parla di società di capitale. Se facciamo beneficenza, guardiamo il personale. Abbiamo 650 dipendenti. No, io dico che il problema è a Ma monte. posso interrompere, Assessore? Mi rispondo, mi si Ma il interrompa. servizio pubblico può essere considerato alla stessa stregua di un'azienda privata? Io credo di no. Aspetta, francamente. però ripeto, voglio dire ancora una volta, il servizio pubblico è sempre in passivo, ma un passivo contenuto del 30-25%. Questi soldi dove li prendiamo? Con l'autonomia impositiva. Ma vedi, un conto è parlare, un conto è amministrare. La cosa pubblica richiede finanziamenti. La regione, quando non finanzia il chilometraggio, quando non sai i contributi, noi abbiamo un ATM che in questi anni, anche per colpa della politica, si è proprio riempita di funzionari, dirigenti, moltissimi hanno fatto carriera, sindacalisti, c'è un sistema integrato, non di malcostume, del volemus è bene, capisci? Magari fosse solo questo. Ecco,
che io non condivido. No, non mi credo, non lo condividiamo anche noi. Io però E partivo da un altro presupposto. Intanto io parto dal presupposto che bisogna pensionare tutti quelli che sono invalidi, non tutti gli autisti appena possono, subito invalidità, vera o presunta. Io tutte le invalidità che ci sono vorrei verificarle in altra sede, a Reggio Calabria, in un altro posto, per vedere se sono vere queste invalidità. Perché molta gente ci marcia, non in questo caso, parliamo in Italia, abbiamo visto falsi ciechi. Questo sì è una cosa, sì. C'è un sistema che non funziona più e adesso bisogna stroncare sul nascere ipotesi di questo tipo di progetto, che la pubblica amministrazione sia una specie di mucca carolina dove tutti vanno a mattina e prendono il latte e fanno i cavoli. Quindi il sistema è del controllo. Quindi io perché nella mia giunta ho messo un ex direttore della Seret? Che noi faremo una gestione delle finanze, del recupero crediti dal volto umano, non faremo la caccia al poveraccio non può pagare la bolletta, quello se non può pagare dilazioneremo, daremo del respiro, daremo la caccia agli evasori, a quelli che non hanno mai pagato. Perché lo fa in maniera scientifica, lei dice? Scientifica. Siccome la politica è anche dinamismo e confronto e aggressione normale, non aggressione dell'altro mondo. Però ripeto, bisogna pure sapere che, come dicevo prima, un conto è parlare e un conto è amministrare. Io ho più volte chiamato negli ultimi 2 anni di attività amministrativa l'ex sindaco Buzzanca dicendogli: guardi, mi dicono che vorrebbero un posto dove andare, mi dicono che vi fanno delle richieste, anzi che le fanno al sindaco delle richieste d'incontro, mi dicono che vi hanno addirittura, spese proprie, inviato uno studio fatto da un ingegnere pagato dagli imprenditori di via Don Blasco per individuare delle aree dove si possono trasferire. Lei che cosa mi dice rispetto a questo problema? Puntualmente l'ex sindaco Buzzanca mi diceva: sì, provvederemo sicuramente a queste persone. Il tempo è passato, Buzzanca si è dimesso, ho tentato la corsa, dico, però alla fine qual è il discorso? Che ci sono delle aziende che sono lì da 60 anni, che hanno sempre pagato le tasse, attenzione, che hanno tutti i dipendenti in regola, che sono improvvisamente diventate da un momento all'altro degli abusivi, e però non si è mai trovata un'alternativa per loro. Cioè, Scoglio a un certo punto, forse in un momento di delirio, voleva spostare tutti quanti a Faro Superiore, dove c'è una strada di accesso a questa presunta area industriale che è talmente stretta che 2 camion di fianco non passano. Allora io dico questo: tutta questa fretta che avete avuto nello sbaraccare, per poi no, ma poi è rimasto tutto com'era. Aspetti. Cioè lei io volevo chiederle questo, lei lo rifarebbe adesso? Come no? Lo rifarò. Cioè butterà giù altre cose ancora? Certo, lo rifarò. Ma penserà prima di buttare giù a dove mandare gli imprenditori? Adesso mi fate parlare? Sì, ora sì. Allora, la Regione ha revocato queste concessioni. Oggi questa gente che si è riunita in associazione è andata a Palermo e potrebbe darsi che da qui a un paio di mesi gli danno le concessioni per altri 2 anni, 5 anni e finirà tutto. Il waterfront avremo Mattonelle, avremo Ferrovecchio. No, ma io mi auguro di non essere stato sindaco, va bene per questo verso. Ma se mai diventassi sindaco, tutte quelle cose, così lo sbaraccamento, perché lo sbaraccamento con me si fa seriamente, perché farò i progetti obiettivo. Quando demoliamo una baracca, nello stesso tempo consegniamo la casa, ricostruiamo il percorso virtuoso, se la piazza diventa piazza, se strada diventa strada. Non è come adesso che io consegno le case e lascio al vecchio baraccato. Quella è una responsabilità dell'IACP. Il vecchio baraccato, gli consegno le chiavi, fa il custode come a Case Basse Paradiso. È finita la pacchia per tutti. Speriamo. Io sarò un amministratore serio, inflessibile e dal cuore proprio sincero e leale, perché voglio il bene di questa città. Dopo 5 anni di amministrazione io consegnerò la città non come l'ho lasciata, con gli stessi problemi, ma cambiata. Ho fatto l'assessore alle finanze, che ne conosco i numeri, e l'assessore alla manutenzione e protezione civile, e poi sono uno che studia sempre e non mi spavento di nessuno. Mi hanno minacciato, mi hanno fatto tante belle cose e sono sempre qua. Io mi auguro che i messinesi, gli altri messinesi, non quelli dei partiti, di quei consiglieri con le baracche hanno fatto la fortuna delle elezioni promettendo posti, più di uno. No, signori, io farò il lavoro serio, concreto, baracche scompariranno. No, io volevo chiedere una cosa veramente, perché il problema di queste piccole imprese che comunque danno lavoro è importante.
troverete delle aree alternative prima di mandarli via? Certamente sì, ha trovato la strada per tornarci, perché adesso vanno lì a piedire a Crocetta l'uomo dagli effetti speciali, il mago Silva della politica regionale, capisci? Il mago Sim Salabim. Lui sempre faremo cose dell'altro mondo, una cosa concreta non l'ha fatta, una cosa concreta, seria. Noi abbiamo un muro di San Filippo progettato 8 mesi fa con Sciacca, dopo tante lotte, al quale va il mio plauso, che è una persona competente, ci siamo bisticciati, però è uno che apprezzo molto. È pronto, 700.000 euro, dove sono gli effetti speciali? Finanzia questi soldi. Lo svincolo basso di San Filippo, 600.000 euro, dove sono questi soldi? Dove sono? Dove sono? Presidente Crocetta, dove sono? Sim Salabim, che facciamo? Mago? Silvan? Dove siamo? E poi Acqualatroni sono i soldi della protezione civile, 2 progetti, Acqualatrone e Frischia, soldi pronti, grazie alla protezione civile, all'ingegnere che c'è da prima, oggi c'è Fodi, ottima persona che io ho conosciuto a Giampilieri, un ottimo ingegnere, ancora però mancano i progetti, queste carte, dove sono? Comuni indipendenti che si muovono i progettisti, che facciano mi ha dato un assist fantastico. benissimo, io lo so. Perché I guai me li cerco, non si preoccupi. sì, mi sembra di capire che le stai cercando. Perché in occasione dell'ultimo anniversario di Giampilieri abbiamo realizzato un reportage appunto con Messina Sicilia, siamo andati sui luoghi con l'ingegnere Sciacca, abbiamo scattato foto, poi abbiamo fatto anche una mostra di queste, Ma foto. lei mai mi ha cercato, come mai? Perché va sempre agli altri. Lei se lo dimentica, io le ho telefonato. Sempre agli altri che non sanno, cerca mai quelli che sanno. No, perché altrimenti se gli do la risposta concreta non fa lo scoop. Evidentemente sono stata poco incisiva perché ci siamo sentiti a febbraio del 2011, proprio su via Don Blasco. Comunque dico, non era di questo che volevo parlare. Abbiamo fatto appunto un sopralluogo sui luoghi, abbiamo visto allora che cosa? Che tutto quello che è stato gestito dalla protezione civile e quindi dal genio civile cui sono stati affidati i lavori effettivamente costano avanti con qualche intoppo proprio lì al paese che dipende appunto dalla mancanza mentre di quello che facciamo noi comune No, mi faccio finire. Proprio dire nei giorni, la settimana scorsa c'è stato un sopralluogo a Cumia dove c'erano 2 progetti del comune e mi dicevano tutti i consiglieri comunali, indipendentemente dai partiti, che è ancora tutto fermo. Quindi forse c'è un problema anche proprio in comune di qualcosa che non funziona. Come progettazione, come dirigenza. Lei che cosa ne pensa? Guardi, perché la vanno avanti e quelli gestiti al comune si fermano? Il commissario scrive gialli alla Agatha Christie e non si capisce quello che stanno facendo. Io quando siamo andati, io ho lasciato un vademecum con 28-30 punti. Rispetto a che cosa? Delle cose che erano in cantiere, giusto? Perfetto. Io mi auguravo il commissario quando prima di andare via faceva una giunta, diciamo, virtuale, dove eravamo rimasti, che cosa avete fatto, cosa lasciate, giusto uno che cambia casa, che passa le consegne. Sì. Lui appena mi ha visto non mi stava ricevendo, poi mi sono arrabbiato, mi ha ricevuto, ci siamo seduti, io sono Croce, sì, ho fatto questo, ho fatto quest'altro, ho arrestato, ho fatto questo, ho fatto inchieste, ho fatto qua, ho fatto là, lei chi è? Isgro. Continuato, ho fatto, ma lei chi è? Isgro. Ho capito, me ne sono andato a quel punto. Tutte queste cose che io ho detto. Non c'è stato quindi una sorta di No, niente, tutto ciò che ho lasciato è rimasto tale e quale, così, Puntale Arena, tutti che parlano, i consiglieri di quartiere, ho fatto cose dell'altro mondo io, Puntale Arena. No, ma lì non c'è una strada bloccata da dei privati. Tonino, non hai fatto tu un servizio qualche cosa? No, c'è un progetto che ha fatto una discesa a 45 gradi, assurdo. Cos'era, Tonino? Ma a me risulta che in realtà c'era una richiesta da parte del 4º quartiere di far andare avanti un'istanza di demolizione di una casa abusiva. La casa abusiva, il quartiere. Quella casa abusiva mi sono preso io la questione, ho scoperto chi era, dove lavorava, che faceva, che diceva. Alla fine è rimasta lì la casa. Perché? Perché c'è un sistema integrato. In questo comune tutto non è possibile, è complicato. Tutto è complicato, capisci? Assessore, tutto è complicato, ma lei parla come se fosse stato per ma io alla fine, scusi, ma quando io passo una carta, siccome non ho la pistola laser che faccio scomparire i funzionari e non ce l'ho la forza della laser, quando dicono adesso mi organizzo e faccio l'inchiesta e passano mesi, a che punto siamo con quel progetto di questa casa? Mesi, sempre rilievi, calcoli, sempre rilievi, manca il computer, manca il programma. Signori miei, io farò un ufficio ad hoc per la progettazione, perché un muro si progetta, sai in quanto, tutto quel lavoro dico 10 giorni, tutto fatto, che un privato col computer li fa in 10 giorni i progetti per quella strada. Passano mesi, anni. Perché? Perché la gente non è mai presa nel punto giusto dove sbaglia.
Lei è stato assessore, lei si è mosso su questo territorio. Lo conosco benissimo. Lo conosce benissimo, ripete di conoscerlo benissimo e io ci credo. Possiamo andare avanti ancora a consumare suolo? Ci sono ancora, in una città che non ha viabilità, dove la gente se ne va, dove la popolazione diminuisce perché c'è un tasso è ripreso il tasso migratorio che non è compensato dal tasso di immigrazione, dal tasso delle nascite, ha ancora senso continuare a costruire come si è costruito? I progetti di alberghi, di mega alberghi a 14 piani, mega galattici, le grandi opere fortemente impattanti, hanno ancora senso? Aspetta. Questa è la mia domanda. Intanto, diciamo subito che il problema principale per il nostro territorio è non edificare più nelle colline, perché abbiamo fatto danni irreversibili. Se oggi abbiamo lo smottamento di aree è perché abbiamo utilizzato trattori Costruito in maniera selvaggia. selvaggi, ma a parte la costruzione in sé, chi ha un pezzo di terreno su una montagnola si affitta una ruspa per 2 giorni e comincia a sbancare, distruggendo alberi, sorgive, deviando corsi d'acqua, e questa è una. Seconda, abbiamo barbaramente gestito malissimo i torrenti, che sono diventate delle strade vere e proprie, tutto orizzontali. Il torrente era un suo assetto, in modo che scenda l'acqua e che porti a mare anche i detriti fluviali che servono per il ripascimento, per le coste. E allora chiudere tutti i varchi di accesso ai torrenti per evitare che vanno a scaricare sfabricidi, oli vegetali, carcasse di macchine, animali morti, tutte queste cose. Tutto quello che si vede normalmente. Vasche da bagno, frigoriferi, col freon, tutta roba inquinante che poi inquina le falde acquifere. Tante volte abbiamo distrutto centinaia, migliaia di sorgive che davano acqua buonissima perché abbiamo buttato un camion di olio bruciato, perché abbiamo risparmiato 100 euro di smaltimento. Questi vanno arrestati con multe salatissime, sequestrando i mezzi. Qual è il suo progetto per le persone che vanno, si specializzano fuori, tornano qua con 1000 speranze che sono puntualmente disattese, o per quelli che rimangono qua e non hanno prospettiva? La disoccupazione a Messina è a livelli drammatici e lo sappiamo benissimo. Qual è il pensiero per le persone? Il pensiero era questo. Una volta negli anni 90 io organizzai delle borse di studio che poi non ebbero luce perché purtroppo erano troppo innovative. Cioè il comune dovrebbe formare i giovani dopo il diploma e dopo la laurea, perché il comune ha segmenti formativi importanti, l'urbanistica, l'ambiente, il territorio, l'ecologia, c'ha tante di quelle branche che i giovani laureati nel settore con 1 anno o 2 anni di formazione sul campo diventerebbero bravi per poi essere proprio veicolati, diciamo, nella società che opera. Sì. Quindi con delle somme di una borsa di studio di 500, 700, 800, un salario minimo al mese, con 5-6 mila euro l'anno, 8 mila euro l'anno, tanto per cominciare, geometri, però sempre premiando le eccellenze, cioè il ragazzo che prende 100, il ragazzo che prende 110, cioè una fascia, non proprio tutti 110, da 100 a 110, perché un parametro ci vuole. Insomma, un incentivo per le eccellenze. Noi avremmo 100-150 diplomati e laureati che potrebbero essere annessi alla macchina amministrativa, non come stagisti che vanno, firmano e se ne vanno, tanto per avere il pezzo di carta perché poi hanno un credito formativo. Attenzione, ci sono stagisti che lavorano dalla mattina alla sera. Lo so, ma dico senza avere un compenso. Lo so, ma dico, fare in modo che questi ragazzi veramente diano un contributo all'amministrazione, perché quello è il trampolo di lancio, perché da noi si diventa bravi, perché c'è 1000 casistiche che possono essere utili, e poi gli imprenditori per 5 anni non dovrebbero pagare tasse per questi ragazzi giovani. Edilizia scolastica, come la risolviamo? Guardi. L'80% degli istituti elementari sono fatiscenti. Ecco, è vero, è vero. I nostri figli rischiano ogni giorno. No, rischiano no. Diciamo che Tommaso Cannizzaro di tutte le entrate ne ha soltanto una agibile. certamente il piano delle scuole deve essere rivitalizzato con finanziamenti ad hoc e i lavori fatti a regola d'arte. Il mio problema non è fare un lavoro, è farlo bene, perché i soldi che abbiamo speso in questi anni per le scuole sono tanti, sono brutti risultati. Per le strade noi abbiamo preso un mare di soldi in questi anni. Dove sono i risultati? No, non ce ne sono perché le strade sono piene di buchi. Esatto, quindi. perché il lavoro viene fatto male. E sanno a chi mi sto rivolgendo le persone. E quello che mi ascolta sa a chi mi sto rivolgendo. Va bene, allora la nostra chiacchierata con
col candidato sindaco Pippo Esgrò si conclude qui, l'appuntamento è alla settimana prossima, noi lo ringraziamo di essere... Prego, vuole dire qualcosa? Io dovrei darvi un punteggio, io penso che da professore dico che siamo ottima come prestazione da parte vostra, siete un po' cattivi ma alla fine mi avete stimolato a parlare un po' di più, mi sono Ci siamo divertiti comunque. Effettivamente. sono soddisfatto. Un buon Ci siamo divertiti di più, insomma, no? Sì, sì. Se fossimo stati un pochino più... No, spumeggiante, siete piaciuti, bravi. La ringrazio. Grazie. E allora, grazie a Pippo Esgrò, grazie alla mia redazione. L'appuntamento è con un altro aspirante sindaco. Uomo o donna non si sa. Buona serata.